E negli Stati Uniti 40.000 contagi nelle ultime 24 ore, situazione grave, ammette il virologo Anthony Fauci, il corrispondente Claudio Pagliara. Il Texas tra i primi a riaprire, costretto a fare marcia indietro. Il governatore decreta la chiusura temporanea di ristoranti e pub. Vendita di bevande alcoliche sospesa, anche in Florida. L'Arizona ferma il processo di riapertura. Gli stati che non hanno seguito le prudenti linee guida delle autorità sanitarie, costretti ad imbarazzanti ripensamenti. In tutto il sud-ovest la curva dei contagi si è verticalizzata. In molte grandi città gli ospedali di nuovo sotto pressione. A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, 40.000 nuovi casi, il numero più alto di sempre. Conferenza stampa, la prima in 2 mesi della task force della Casa Bianca. Il vicepresidente Pence si rivolge ai giovani: rispettate il distanziamento sociale, la metà dei nuovi casi ha meno di 35 anni. Il virologo Anthony Fauci ammette che qualcosa non sta funzionando nella strategia fin qui seguita, in arrivo test collettivi. Negli Stati Uniti i casi accertati sono 2.400.000, ma secondo il Centro per la cura e la prevenzione delle malattie solo un caso su 10 è stato identificato. Le persone infettate dunque sarebbero 23 milioni. 1 milione di numeri di telefono